Ecco il borseggio all'imbarcadero dell'Accademia a Venezia ripreso in diretta ieri sera alle 22:30 da un residente. Rivediamolo. Il borseggiatore, camicia bianca e pantaloncini neri, adocchia la sua preda ed entra in azione. La insegue, si pone dietro di lei. È l'ennesima turista da depredare. Le apre lo zaino giallo e indisturbato, si appropria del portafogli viola. Non è da solo. A fargli da spalla e da palo altri 3 complici, di cui uno vestito allo stesso modo e un altro che con zainetto beige simula di essere a sua volta un turista. Sono in 4, tutti alti e di corporatura ben robusta. La turista non si è ancora accorta di nulla mentre la banda di borseggiatori se ne va senza problemi con l'ennesimo bottino a conclusione forse di giornata. Banda che Monica Poli, per tutti Lady Pickpocket, conosce bene, ma purtroppo anche lei è conosciuta dagli stessi. Giovedì scorso è scampata la spedizione punitiva di un comando di borseggiatori, uomini e donne, dopo che li aveva smascherati nel corso dell'ennesimo furto, finito in rapina, dopo che la vittima di turno ha pure avuto diversi giorni di prognosi a causa dello spray al peperoncino spruzzatole in faccia dai malviventi. Purtroppo sono sempre più frequenti le aggressioni da parte di queste bande, sia nei confronti di turisti e sia nei confronti nostri, dei cittadini, e soprattutto ultimamente nei miei confronti. È tempo che il ministro Nordio su questa tematica intervenga. La sicurezza è una priorità e è giusto che si ritorni alla procedibilità d'ufficio e alla certezza della pena, non si può più aspettare.